Bentornati amici a Ragioniamoci Sopra qui su Radio Libertà, Giuliano Zulin con voi. Come sempre parliamo dei temi, no, a noi cari, ovvero quelli delle regioni, dell'autonomia. Noi non molliamo mai, anche se qualcuno abbiamo letto nei giorni scorsi anche rappresentanti di partiti della maggioranza in un evento al sud, un parlamentare di Forza Italia ha detto: "Io non l'ho votata perché così non va bene", e quindi non si sa poi perché non vada bene, perché poi lui dice che vi dico anche chi è questo parlamentare, perché giustamente adesso ve lo dico proprio per correttezza e così vi dico anche, cosa ha detto in particolar modo. L'ha detto praticamente, vediamo bene, l'ha detto il 31 maggio Cannizzaro, Francesco Cannizzaro, che nel corso appunto dell'evento Incontro Pubblico Abruzzo, le radici del Sud, le forze dell'Italia, lui è responsabile nazionale del Dipartimento Sud di Forza Italia, dice appunto: "Io sono uno dei pochi che non ha votato di fatto il provvedimento per dell'autonomia differenziata. Non ne ho condiviso per nulla non tanto il merito, ma il metodo con cui si è approdato in aula il provvedimento". Ora, sappiamo tutti che quando si arriva a queste definizioni qua vuol dire che, diciamo non volevi votarlo perché non sapevi come tornare a casa e dire che avevi votato per l'autonomia e quindi tutto, i tuoi amici e i tuoi elettori, diciamo, del sud ti dicono: "Ah, allora ci hai impoverito ancora di più", perché questo è il leitmotiv che passa. E quindi lui ha detto: "No, io sono per l'autonomia, ma, in un'altra via con noi", dice: "Noi di Forza Italia non siamo contro l'autonomia differenziata, siamo anzi favorevoli perché siamo consapevoli, perché saremmo anche capaci di coglierla come un'opportunità. Però bisogna giocare con le regole uguali". Allora, le regole uguali, andiamo a vedere queste regole uguali, no, che ha citato Cannizzaro, che è responsabile nazionale del Dipartimento Sud di Forza Italia. E, diciamo, andiamo a vedere uno studio che è pubblicato su, il sito della Corte dei Conti, quindi uno studio, come dire, indipendente e, di grande valore chiaramente, perché è la magistratura contabile italiana. Uno studio tra l'altro del 2023, quindi recente, che fa un po' i conti, diciamo è uno studio vediamo che è di Marco Santillo e Gerardo Cringoli. Il titolo è "Spesa pubblica a mezzogiorno, gli anni delle riforme mancate, 1973-2014", perché effettivamente per andare a vedere com'è la situazione, non è che adesso la situazione chiaramente sia, peggiorata in certe regioni, soprattutto magari al sud, che è la zona dove, si è fatta più campagna contro questa autonomia differenziata. Ehm, Però ecco, per esempio fra le varie, tabelle che vengono inserite all'interno di questo testo, ce n'è una che dice per esempio: la spesa per investimenti della pubblica amministrazione dal 2000 al 2014, i dati in euro per abitante, allora nel 2000 era più alta al nord, eravamo più o meno intorno ai 500 € per abitanti, spesa per investimenti della PA, mentre al sud eravamo tipo 420. Poi c'è stato un livellamento intorno al 2009-2010, che è l'anno della crisi, no, la crisi prima Lehman Brothers, poi fino al 2010, 2011 soprattutto con la famosa crisi dei debiti sovrani europei. C'è un livellamento verso il basso finché arriviamo al 2014, che è l'ultimo anno, dove si vede che al sud addirittura, la spesa pro capite rimane bassa, sempre intorno ai 400 €, ma, praticamente al nord è ancora più bassa perché siamo sui 350 €. Ma, detto questo, a me, è piaciuto di questo studio perché mette insieme, tra virgolette, un po' tutti i finanziamenti, sai quando sapete che a volte si parla sempre di, ehm, cassa del mezzogiorno, quanti soldi abbiamo dato, bla bla bla, ci mancherebbe altro, però bisogna anche essere onesti, no, cioè nel senso che vedere i numeri come sono realmente. Allora c'è praticamente questo, ehm,
resoconto che parla degli investimenti fissi lordi, quindi della pubblica amministrazione, che ha fatto per quanto riguarda il Sud. E allora lì vediamo che, diciamo, la percentuale, la quota di percentuale, del Sud sul totale Italia. Eravamo al 16% nel decennio 1951-1961, poi si è salita al 30% perché chiaramente è partita la macchina Cassa al Mezzogiorno, poi e siamo rimasti più o meno al 29, 27%, 26, 22%, 20% e nel periodo 2008-2014 compiece anche la crisi e quindi anche grandi tagli alla spesa, agli investimenti fatti dallo Stato italiano per non far trasparire al mercato mondiale che aveva un problema di debito, è sceso al 16,7%. Quindi è ovvio che uno dice: "Cavolo, al Sud hanno fatto, rispetto al centro-nord, anche in cifre assolute, molti meno investimenti fissi lordi". E su questo ha ragione, giustamente chi dice, bisognerebbe fare qualcosa di più per il Sud prima di arrivare a cioè in linea teorica ovviamente, prima di arrivare all'autonomia, no. Se noi andiamo a vedere però poi la spesa pubblica in conto capitale dal 1980 al 2006, vediamo che la percentuale del Mezzogiorno però è un po' diversa, nel senso che nel 1980 era il 45% della spesa pubblica in conto capitale era destinata al Sud. Poi, quindi il 45% di tutta la spesa pubblica italiana era destinata al Sud. Una percentuale che rimane intorno al 44, 45 per cento fino a più o meno tutti gli anni '80. C'è un crollo nel '94 che si arriva al 39, insomma al 40%, poi più o meno, un crollo ulteriore si ha diciamo praticamente dal 2001-2002, l'euro, le varie manovre, il patto di stabilità, e si arriva al 36%. Comunque più di un terzo va al Sud, che è "proporzionale" tra virgolette anche alle dimensioni, no, territoriali, non alla popolazione. Ciononostante, questo abbiamo detto tutta una serie di numeri dove diciamo anche che sono arrivati meno investimenti fissi al Sud, ma una grande spesa pubblica e quindi forse anche lì dovremmo un po' ragionarci sopra, no, nel senso che dove son finiti questi soldi? Domanda. Andiamo a vedere però uno studio che, dopo aver letto questi numeri, dell'Istat praticamente, che dice che nel 23 scusate, il PIL medio pro capite delle regioni del nord-ovest era 44.700 44 1.700 €, il doppio rispetto al mezzogiorno che invece è 23.900. Nel nord-est è un po' più basso, 42.500, centro 38.000. Poi vediamo che le differenze territoriali emergono per quanto concerne le condizioni di salute e questo è molto importante. Tra il 2004 e il 2024 in Italia la speranza di vita alla nascita è passata da 80,7 a 83,4 anni. L'incremento maggiore è stato per gli uomini, più limitato per le donne. Nel 2024 le province autonome di Trento e Bolzano sono quelle che, sono più longeve, media anni 84,7 e 84,6 rispettivamente. All'opposto, la sopravvivenza è inferiore in Campania e Sicilia, 81,7 e 82,1 anno in Sicilia. Quindi praticamente tra Trento, facciamo un'ipotesi, e la Sicilia si vive 3 anni in più a Trento rispetto alla scusate, Trento e Campania, si vive 3 anni in più. Che 3 anni voi capite bene che vuol dire tanta roba, no, vuol dire una sanità diversa, servizi migliori e tutto quello che ne consegue. Andando avanti poi su quello che scrive Istat, dice che, sempre per quanto riguarda i divari territoriali significativi, i residenti delle regioni del nord e del centro hanno una speranza di vita maggiore appunto di quella del mezzogiorno. Un, spread, chiamiamolo così, che è andato accentuandosi anche a svantaggio della sopravvivenza per alcune regioni. La Calabria, che nel 2024 aveva la stessa aspettativa di vita media nazionale, nel 2024 invece ha uno svantaggio che è derivato addirittura a 1,1 anno.
Poi ci sono anche la salute, oltre che, c'è la sanità, ma anche come vivi, no, i servizi. Disuguaglianze territoriali marcate per il servizio idrico. I dati indicano che nel 2024 il persistere di condizioni critiche nel Mezzogiorno, in particolare in Calabria e Sicilia, dove a fronte di una media nazionale dell'8,7%, quasi 3 famiglie su 10 dichiarano invece irregolarità nell'erogazione dell'acqua. Valori elevati che, si rilevano anche in Sardegna, in Abruzzo e in Valle d'Aosta. Invece Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano si registrano invece quote minime inferiori al 2% totale. Questo per dire cosa? Che abbiamo detto prima, tanti soldi sono andati, investimenti pochi, purtroppo, spesa pubblica in conto capitale tanta al sud. Risultato: al sud si vive meno, risultato attuale, senza l'autonomia, al sud si vive meno rispetto che al nord. Al sud si guadagna, anche se ha un reddito anche inferiore rispetto al nord, addirittura in certe regioni del sud è la metà rispetto, per dire, al nord-ovest, quindi dove c'è Milano, Torino. Però i soldi sono arrivati. Allora, qua il tema è abbastanza semplice, no, cioè l'autonomia differenziata non si vuole perché dice che, il leitmotiv, la litania, no, è che le divergenze territoriali aumenterebbero. Ma la domanda che invece mi faccio io è questa: ma siamo sicuri che sia così? Perché a sentire i numeri che abbiamo detto, cioè sono arrivati tanti spese pubblica al sud, ma pochi investimenti. Ciononostante abbiamo la gente che va via dal sud per curarsi, abbiamo redditi inferiori, abbiamo un sistema idrico che, scusate la battuta, fa acqua, ehm e però allora vuol di e non c'è l'autonomia, ribadiamo. Quindi forse il problema è che proprio la mancanza di autonomia e questa spesa centralizzata che parte da Roma, che non si sa poi dove va a finire poi il soldo reale, perché magari si ferma, si blocca, non segue le necessità del territorio, che magari vorrebbe una strada, una ferrovia e invece, boh, gli fanno una pista ciclabile. Adesso il PNRR, il 40% dei fondi sono destinati al sud, parliamo più o meno di, uhm, 80, 90 miliardi più o meno a spanne. Insomma, quando qualcuno si lamenta del ponte di Massina o si lamenta dell'alta velocità Napoli-Bari, ragazzi, adesso si stanno facendo queste opere, parlo dell'alta velocità Napoli-Bari o il ponte di Messina che si sta portando avanti il progetto per crearlo. Finora non si è fatto niente e i soldi però sono arrivati. Non sono arrivati però ai cittadini. E allora forse il sistema centralistico di decidere dove spendere i soldi da Roma, da un ministero che chiaramente non può conoscere le reali necessità di un territorio, forse è la ricetta che porta al disastro. Abbiamo detto tante volte, ma i numeri stranamente, non è colpa nostra, ci danno sempre ragione. Ma non è finita qui perché le incongruenze continuano sempre. A fra poco amici. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Rieccoci qua. Allora dicevamo che le incongruenze continuano sempre, no, nel senso che, abbiamo appena detto appunto che i soldi sono arrivati al sud, in maniera chiaramente, cioè faccio anche ecco, rifaccio questo esempio qua. Al in Veneto, il Veneto era una regione, come dire, molto povera, anni '50, e ci fu un, avvocato, un senatore di Cittadella in provincia di Padova che si chiamava Gavino Sabadin, che si batté, come dire, fortemente in Parlamento perché anche lui voleva dei fondi per il territorio veneto, così come andavano ad aiutare il sud. Insomma, alla fine della fiera, per farla breve, i soldi sono arrivati. Lui aveva presentato tutto un progetto perché voleva fare praticamente un'azienda vicino
un'azienda vicino al campanile, cioè era tutto predisposto in maniera bella, civile, pulita. Il risultato finale fu invece un disordine che portò a finanziamenti selvaggi, i quali però attecchirono in una maniera forse positiva. Forse perché magari c'era anche, che ne sappiamo noi, un humus già precedente di, come dire, voglia di intraprendere, di fare impresa. Ricordiamo che la prima società anonima italiana, nasce a Schio, dove c'erano i lanieri, Alessandro Rossi di Schio, che poi divenne la Lana e Rossi. Non lo sappiamo. Detto questo, i soldi sono arrivati in entrambe le parti. Il tema che diciamo sempre noi è quello della gestione, che se in un territorio che per 1000 motivi non c'è un humus imprenditoriale dove chiaramente può attecchire un'attività, è ovvio che forse va studiata in una maniera diversa per aiutare quel territorio lì. E una maniera diversa è proprio quella dell'autonomia. L'autonomia che significa avere dei tributi sicuri sui quali contare e sui quali poter fare affidamento per fare degli investimenti, non certo per, rifare il guardrail o 2 piste ciclabili, ma per fare degli investimenti che possano mantenere i ragazzi soprattutto nel territorio, attirare imprese. Abbiamo detto tante volte la ZES, il Sud ha la ZES che è la zona economica speciale, che è tutto il Sud di fatto, non un'unica zona economica speciale, che sta attirando investimenti. Purtroppo per motivi di conti pubblici sono stati ridotti, molti sgravi. Ciononostante, quando c'è un percorso virtuoso legato a progetti del territorio, c'è qualcosa che si muove, ma perché tutto deve partire dal territorio, cioè alla fine lo Stato centrale deve dare l'indicazione di dire: "Questi sono i soldi, ce li abbiamo, possiamo darli a voi come agli altri", ma è il territorio, solo il territorio, regione in primis, perché chiaramente ha una visione abbastanza più ampia rispetto a un semplice comune, non come il PNRR che il 70% delle risorse è gestito dallo Stato centrale, il 30% dai comuni. Voi capite bene che se uno vuol fare, non so, un progetto ambientale o energetico, non può farlo un comune, deve farlo almeno una regione. Chiusa parentesi. Ma appunto le incongruità che dicevamo vanno avanti perché invece le regioni che si son battute contro l'autonomia differenziata, non come dire, non portando a niente, perché poi alla fine si ha adesso un problema di nuovo provvedimento che arriverà, speriamo a luglio forse, a vedere la nuova luce di questo disegno di legge, decreto legislativo che doveva portare avanti, poi che dovrà essere approvato chiaramente dal Parlamento, senza trasferimento di materie, ma soltanto di voci, servizi, robe varie alle regioni, come ha scritto la consulta, ma le stesse regioni che hanno fatto la, guerra alla legge Calderoli per l'applicazione dell'autonomia differenziata, che lo ricordiamo sempre noi fino allo sfinimento, è una roba che è scritta in Costituzione voluta dal centro-sinistra, confermata dal voto degli italiani, lo diciamo sempre perché bisogna repetita iuvant. Dicevamo appunto che, queste regioni poi, invece di occuparsi di trattenere, di dire: "Okay, magari non mi piaceva il metodo Calderoli, benissimo, noi abbiamo un'idea magari bella, più bella dell'autonomia, la portiamo avanti." No, non la portano avanti a livello pratico concreto. Loro portano avanti invece delle battaglie ideologiche per quanto riguarda, l'autonomia. Faccio un esempio: c'era stato il presidente Giani della Toscana che aveva votato non so se ve lo ricordate, la maternità surrogata, no, il fine vita, scusate, sul fine vita, e che, come dire, non è possibile che, il fine vita venga, tra virgolette, "approvato" in Toscana e non a La Spezia in Liguria, cioè no, e fin lì era una roba, come dire, l'autonomia va bene per il fine vita, per morire e non per vivere, cioè per magari attirare capitali, investimenti, lavoratori, benessere, chi lo sa. Ma poi ce n'è un'altra adesso sull'onda chiaramente di quello che, ahinoi, sta succedendo a Gaza,
Adesso le regioni alcune regioni incalzano il governo, cioè dopo l'Emilia Romagna e la Puglia, anche la Toscana è scesa in campo e Gianni dice riconoscere lo Stato di Palestina e che Netanyahu viola i diritti. Puglia ed Emilia Romagna avevano deciso poco tempo fa di interrompere le relazioni con Israele. Adesso anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani, appunto, ha preso delle posizioni contro Netanyahu. Porterò in con de ha detto, sto leggendo un articolo che è uscito sul Fatto, quotidiano.it, porterà in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo. Il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, dice, obiettivo a cui il governo Netanyahu, in particolare i suoi ministri di estrema destra, si oppongono con fermezza, ha anche gli effetti del diritto internazionale. Può infatti svolgere una funzione di deterrenza maggiore nei confronti delle continue e giustificate incursioni e bombardamenti da parte delle forze del governo israeliano nel territorio di Gaza. Gianni poi specifica che chiederà che il governo italiano riconosca nei comportamenti di Netanyahu e del suo governo una continua violazione dei diritti umani, diritti inviolabili appartenenti a ogni individuo, così come affermato dalle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale. E poi dice bisogna dichiarare intollerabile l'azione del governo israeliano, il quale sta perpetrando crimini di guerra ai danni del popolo palestinese, in particolare bambini, donne e anziani. E poi dice che appunto dal 2 giugno, cioè quindi da ieri, la bandiera dello Stato di Palestina sarà esposta davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, che è la sede della giunta regionale. Ora, non è che noi entriamo nel discorso Israele, Gaza, Palestina, perché per carità di Dio non è il nostro ambito e soprattutto ognuno ha le sue idee, sono momenti anche delicati, ci sta provando il Presidente degli Stati Uniti, ma non solo, ci ha provato persino Putin anni fa, cioè sì, anni fa purtroppo, a risolvere questo problema, ci provano le potenze, mediorientali, ci prova anche, vabbè, si fa per dire, l'Unione Europea, a cercare di, avviare un vero tavolo di pace. Noi qua stiamo dicendo solo questo, cioè non è mi sembra inconcepibile che, l'autonomia di una regione vada bene, per quanto riguarda, che ne so, sventolare la bandiera della Palestina, no, parlo della, Toscana o della Puglia o dell'Emilia Romagna, poi però quando devi andare a parlare dei problemi che riguarda cioè posso dire: "Okay, va bene, sventoliamo anche la bandiera della Palestina", però poi non sventoliamo la bandiera nostra, cioè la bandiera nostra dei nostri territori, della Lombardia, del Veneto, della Toscana, dell'Emilia Romagna, della Puglia, della Basilicata, della Campania, di tutte le regioni. Noi non sventoliamo la nostra bandiera del nostro territorio, che è sinonimo di unicità, ricchezza, capacità, ehm, di anche di invidia magari da parte di altri soggetti internazionali che dicono: "Cavolo, che bella la Toscana, cavolo che bella la Puglia, cavolo che bella la Basilicata, per il Molise", qualsiasi regione, cioè noi non amiamo neanche la nostra regione, o comunque non la valorizziamo abbastanza, perché diciamo: "No, c'è un discorso di Stato nazionale qua e là". Va benissimo, ma allora dico: "Cavolo, in un contesto di guerra, di polemica internazionale, dove nessuno sa come prenderla, oppure magari sanno tutti come prenderla e forse va bene invece continuarla e noi in questa maniera qua", spuntano, ma non tanto per dire che fanno ridere, non è quello il problema del far ridere, è una roba di far piangere, cioè di vedere come l'autonomia vada bene solo per fare, mhmm, polemica politica su cose che bisogna qua adesso, scusate dirlo, non contano niente a livello economico. Mi spiego, non contano niente nel senso che il fine vita, sì certo costa 2 soldi alla regione, sventolare la bandiera della Palestina e son tutte battaglie gratuite.
che però non vanno a incidere su qual è la prospettiva per i cittadini della Toscana, della Puglia, della Lombardia. Qual è che mancano i medici, magari mancano gli insegnanti, magari non si sa se arriverà l'energia nucleare oppure no. Cioè, va benissimo la battaglia giustamente della Palestina, ognuno è libero, ma, usare, ecco, diciamo l'autonomia per sventolare la bandiera della Palestina, mi sembra forse che, come dire, è l'ennesima presa in giro nei confronti di chi invece l'autonomia l'ha scritta nella Costituzione, i cittadini l'hanno confermata e alcuni cittadini sono anche andati al referendum in Lombardia e in Veneto per chiedere un'applicazione vera dell'autonomia. A proposito di referendum che tutti dicono: "Ah, bisogna andare a votare, non bisogna andare a votare l'8, 9 giugno", guarda, poi però quando la gente è andata a votare, proprio coloro che dicono che bisogna rispettare la sacralità del voto, se ne sono fregati altamente del voto, in particolare per esempio del Veneto, dove quasi il 60% dei cittadini hanno chiesto di avere l'autonomia e sono passati 8 anni e sono lì a essere presi in giro da chi invece adesso ci spiega come il referendum dell'8 e 9 giugno sia fondamentale e se uno vuole andare al mare legittimamente perché è previsto nella Costituzione, diciamo è un nemico della Costituzione. In realtà i nemici della Costituzione sono quelli che sono contro l'autonomia. Ci sentiamo la prossima settimana, ci vediamo come sempre. Ragioniamoci sopra Radio Libertà da Giuliano Zulin. Una buona autonomia a tutti. Ciao.